che ho un tatuaggio qua, che è l'euteromania, che è una di quelle parole intraducibili, che è praticamente la ricerca continua della libertà che si tramuta quasi in ossessione. Per me fare quello che mi piace è libertà. Io sono Corinne e nella vita ho la fortuna di poter fare quello che realmente mi piace come lavoro. Lavoro come personal trainer e lavoro anche in una palestra che gestisco. La palestra ti fa capire quanto tu possa effettivamente volere una cosa e quanta forza di volontà tu possa avere per ottenerla. Hai bisogno di un sostegno, hai bisogno di qualcuno che capisca come stai e che ti accompagni un po' nel percorso mentale di cambiamento. Io ho più o meno sofferto dai 15 anni di disturbi alimentari. Ho affrontato quasi tutto da sola, non sono andata in nessun centro, però nella palestra ho trovato un aiuto, mi ha dato modo di capire quanto valore avesse la parte alimentare. L'allenamento fa il 20% del tuo percorso, l'altro 80% lo fa la dieta. Il peso comunque è relativo nel mio mondo, soprattutto nel mondo del bodybuilding. Sono stati mesi duri all'inizio, non posso dire di no. I primi 4 sicuramente perché la palestra non mi piaceva. Ero in un loop continuo, io lavoravo e andavo a casa, dormivo, magari uscivo fuori a bere con gli amici, però poco. E poi nella palestra invece ho ritrovato più voglia di vivere, più voglia di fare su tutto, in generale. Ero una persona super pigra, cioè pochissimi sport nella mia vita o comunque li abbandonavo prestissimo. Io sono una di quelle persone che quando raggiunge qualcosa poi deve per forza avere quel qualcosa in più ancora. Per me poter andare a vivere 20 anni, 19, da sola è stato bellissimo nonostante tutti gli alti e bassi. A quel tempo io volevo assolutamente andare a lavorare in azienda. Volevo il lavoro in ufficio perché ho cominciato come barista in realtà. Barista, poi ho fatto cameriera, ho lavorato in fabbrica anche per 6 mesi, non per mia scelta ma perché in quel momento dovevo, e poi ero riuscita a trovare lavoro in azienda. Sono andata in un'azienda più grande e poi da lì ho cominciato a pormi qualche domanda. Nel mentre è iniziato il mio percorso in palestra, da lì le mie domande hanno trovato una risposta essenzialmente. Ho mollato il mio lavoro fisso e indeterminato in azienda per buttarmi in un lavoro che non sapevo se sarebbe effettivamente andato e è cominciato tutto così. Io quando mi alleno diciamo che nessuno mi deve parlare perché sono molto concentrata, perché è il mio momento di ok, stacco da tutto, cuffie, musica e devo essere io, essenzialmente. Sono sempre stata molto amante della musica. Quando ero piccola ho suonato prima il clarinetto e poi il violoncello. Ascolto musica H24, praticamente 7 su 7, ma spazio dal pop al metal, al rock, alla musica classica, alla lirica, cioè non c'è un genere che effettivamente non mi piaccia, anche il trap in realtà. Dipende. Cerco di sempre seguire persone che hanno voglia di fare in palestra, nel senso non che mi alzano il chiletto. Vengono da me per una questione estetica principalmente, non per una questione di salute. È tanto gratificante il raggiungimento del loro obiettivo, ma la cosa più gratificante è quando mi dicono ho cambiato modo di approcciarmi alla vita in generale. Quella è la parte più bella, quando loro cambiano e capiscono quanta forza di volontà possono avere. In palestra devi metterci l'anima.